Risale al 13 maggio 610 la data di istituzione della festa di Ognissanti. La scelta del 1° novembre come data commemorativa deriva invece da Papa Gregorio III, che quasi un secolo dopo istituì l'anniversario della consacrazione dei Santi Apostoli e di tutti i santi. Nell'immaginario culturale cattolico, la festa di Ognissanti rappresenta una festività estremamente legata alla rievocazione dei defunti, commemorata il giorno dopo e pregna di significati simbolici. Una liturgica processione di uomini, donne e bambini affolla le cappelle dei camposanti, celebrando con un rituale classico il ricordo dei defunti. In proposito abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il parroco della chiesa di San Calogero, Don Angelo Chillura. Ecco, la Chiesa già dal IX secolo ha voluto radunare in una celebrazione tutti i santi canonizzati, cioè tutte quelle persone che vengono riconosciute dalla Chiesa come persone che hanno vissuto con fedeltà il messaggio evangelico, e quindi ogni anno iniziamo il mese di novembre ricordando i santi che vengono definiti come amici e modelli di vita, cioè persone che, i fratelli maggiori che poi cercano sempre il nostro interesse. E a me piace in questo momento ricordare un aspetto caratteristico della nostra terra, della nostra regione. Noi la definiamo la festa dei morti, la festa, e questo è particolarmente significativo perché con i morti non c'è un rapporto di timore, di paura, ma i morti, quelli che non sono più con noi, sono coloro che continuano a mantenere questo legame spirituale, questa comunione nei paesi, in tutti i paesi. C'era questa bellissima tradizione che forse si va perdendo, che in occasione dei morti i bambini trovavano tanti regali, tanti doni, e questo è particolarmente significativo perché rivela la vita che continua dopo questa vita, la vita dopo la morte, quindi queste persone sono vive, e poi rivela questo elemento positivo. Loro si relazionano a noi in maniera bella, piacevole, ci fanno dei regali, ci rendono contenti, felici. Allora vedete la visione positiva che il cristianesimo ci presenta della vita dopo questa vita. È ovvio e scontato dire che i morti si devono ricordare tutti i giorni, però siccome tutti i giorni siamo impegnati e la vita moderna ci costringe a essere sempre più impegnati, è giusto che anche istituzionalmente si dedichino delle giornate ben precise per un ricordo generale e anche tradizionale, perché la tradizione è la nostra storia è il nostro fondamento. Come li ricorderà lei? Cosa farà in questi 2 giorni? Li ricordiamo nell'allegria, nel senso che per fortuna non abbiamo avuto lutti così vicini temporalmente, quindi li ricordiamo soprattutto per la bambina, comprando i regali, mangiando, abbiamo già cominciato a fare, dolce è la nostra tradizione, e sentendo anche l'odore che esce dai bar in questo periodo. Grazie. Grazie a lei. E allora, salve, vedi che ci hanno intervistato? Ciao.